della prima metà del Seicento. E qui abbiamo uno spaccato di vita, di vicenda umana di un personaggio eclettico nel panorama del commercio minuto serravallese. Questo Simone, figlio del Funnicolò dei Faveri, proveniva da Lampezzano, territorio alpino allora della Casa d'Austria, sotto la Casa d'Austria, dal quale si era trasferito per tempo a Serravalle, alla dipendenza dei conti Cesana. Simone si mise in società con il suocero per commerciare assieme e la relazione illustra le vicende commerciali, immobiliari e familiari che vedono protagonista o comprimario questo Simone dei Faveri fino alla sua morte e alla successiva liquidazione dei beni. Si tratta di una vicenda eccezionalmente ben documentata che è stata altrettanto ben narrata con ampio spazio e documenti annotati. Loredano Imperio, il nostro presidente, con il suo spezie e bevande esotiche a Ceneda e Serravalle nell'Ottocento, ci porta invece al settore appunto delle spezie, quindi prodotti che per secoli hanno percorso spazi immensi per arrivare al luogo del loro smercio. Avevamo già visto, parlando della seta della lana, come il Veneto e persino l'area della Pedemontana fossero leader di certe produzioni e respirassero un'intensa area di globalizzazione nel XVII e XVIII secolo, almeno per quanto riguardava le esportazioni. Per le importazioni, tra 400 e 600, per parlare della sola Venezia, si trattavano 5.000 tonnellate di spezie, per almeno la metà costituite da pepe e zenzero. A causa della concorrenza portoghese e aggiungerei anche della cecità dei governanti della Repubblica Serenissima, che non avevano capito che era necessario fare navi oceaniche e cambiare il sistema e non pensando di vivere di rendita sui porti siriani come terminali delle carovaniere. Le carovaniere neanche non arrivano più così frequentemente, i portoghesi vanno direttamente in India, è tutto più semplice e quindi la Venezia subisce l'inizio della sua fine, cioè interrompe la sua capacità commerciale e quindi si comincia lì insomma la fine della Repubblica. E nel frattempo i veneziani si dedicano alla nuova bevanda di moda, il caffè. Nel 1720 fu aperto il caffè Florian a Venezia e nel 1759, cioè una trentina di anni dopo, i caffè sotto le procuratie erano già 8, grande successo insomma. La vendita e la mescita del caffè si estesero in terraferma, a Conegliano si aprì una mescita nel 1767 sotto Cagamba, Palazzo Gera, però più solleciti si mostrarono Ceneda e Serravalle. A Serravalle Clemente Bortoluzzi nel 1748 aprì un, così si chiamava, botteghino da caffè, anche se non si sa dove precisamente fosse ubicato. Nel 1755 è citato sempre per Serravalle, anche in questo caso senza menzione del luogo, il caffettier Domenico Rovigo. A Ceneda una bottega di caffè fu aperta dal francese Antonio Denisier il 7 luglio del 1757 in una casa da Coppi di ragione della veneranda fabbrica di Sant'Iciam. Una volta iniziata l'attività, anche qui divenne fiorente. Nel 1810 esercitavano il loro mestiere già da un lungo tempo 7 caffettieri e nel 1816 se ne aggiungevano altre 3. Nel 1825 5 caffè erano gestiti da donne. A Serravalle non ci furono mai più di 3 caffè. In compenso fioriva un importante commercio di generi coloniali, cacao, cannella, caffè, zucchero, cardamomo, china, chiodi di garofano, curcuma, zenzero, noce moscata, vaniglia, zafferano e ovviamente pepe. Dai documenti del 1828 si capisce che c'era anche un contrabbando piuttosto intenso di generi coloniali. Vediamo apparire anche il tè, che però appare sostanzialmente trascurabile rispetto al consumo di cioccolata e caffè nei locali. Locali che hanno anche un ruolo, per così dire, politico, centri di moti rivoluzionari, il Bottegon di Ceneda e il Salamon di Serravalle. Carlo Nardi, abate, salì nel 1848 su un tavolo al Bottegon e arringò i presenti incitandoli a correre sul tagliamento a combattere gli austriaci. Quindi
vivacità, non dico da saloon, ma insomma cominciava già a essere interessante. E a proposito di andare a combattere gli austriaci, Carl Pizzol, il suo Luigi Renier, farmacista e patriota risorgimentale, ci parla di un professionista, questa volta, capace anche senza paura di lottare per le proprie idee. Gestiva nel 1834 una delle 3 farmacie, dette spezierie, di Ceneda, in contrada Rizzarda, all'insegna della Madonna della Salute. Il farmacista allora produceva in proprio buona parte del suo prodotto utilizzando le ricette dei medici o secondo i formulari della farmacopea. Renier, inizialmente liquorista, una qualifica minore quindi di speziale, meritò però col tempo diverse benemerenze e venne riconosciuto alla fine tra i migliori farmacisti della provincia di Treviso. Dopo alcuni anni di riconosciuta competenza professionale, nel 1848 Renier aderì al moto che vide Daniele Manin riportare in vita, sia pure per pochi mesi, e con effimero risultato, purtroppo, la Repubblica di Venezia. Il Papa Pio IX illuse i democratici con le sue idee, che cambiò fin troppo rapidamente, lasciando i patrioti del nord privi della sua protezione spirituale e anche di quella materiale, decidendo di non schierare la Chiesa contro la cattolicissima Austria. Così gli austriaci, dopo un breve assenza, tornarono e misero sotto sorveglianza tutti i sospetti di patriottismo italiano o veneziano. Nella farmacia di Luigi Renier si riunivano clandestinamente i cospiratori del partito sovversivo anti-austriaco, insomma, che riuscirono a sottrarsi alla polizia imperiale, riuscirono comunque, probabilmente ha avuto qualche aiuto, insomma, come si capisce dalla relazione, aveva qualcuno che insomma girava la carta, insomma, riusciva a non far andare avanti le indagini, ma perché le farmacie erano tenute sotto particolare controllo dalla polizia imperiale, considerando che le farmacie avevano al loro interno delle sostanze pericolose, e quindi la farmacia era, e comunque questi qui insomma se la cavano, anche questo Renier non ha particolari problemi con l'autorità, anche se alla fine lascerà Ceneda per acquistare una farmacia a Trieste. La relazione segue con grande attenzione documentaria le sue vicende fino alla sua morte nel 1865 e illustra anche le storie successive della famiglia e della farmacia per diversi anni ancora. Angelo Vettorello, invece, con il suo, che abbiamo proprio argomento, con il suo Da Valmareno a Berna, una storia di emigrazione alla fine dell'Ottocento, parte proprio dalla crisi del settore laniero nel Follinese dopo il 48, quindi abbiamo, però se l'argomento è diverso, però riprendiamo le fila sia dalla questione della pedemontana follinese, ma anche dalla questione dei moti risorgimentali che creano degli sconquassi non indifferenti, insomma, nella nostra zona. E a partire dal 48 per arrivare al 66 c'è un turbamento dei mercati, e quando il Veneto, la Venezia come si diceva allora, passa sotto l'Austria, si perdono automaticamente i mercati austriaci, e quindi anche la Valmareno, e non solo, subì una forte spinta all'emigrazione che già caratterizzava le aree alpine dell'Italia settentrionale. Si crearono in particolare le condizioni nelle prealpi venete per una emigrazione non solo stagionale, ma anche permanente. I dati sono abbastanza impressionanti. Tra 1876 e 1901 la provincia di Belluno contò 350.000 emigranti temporanei e 12.000 permanenti, mentre per la provincia di Treviso si parla di 150.000 emigranti, con però prevalenza di permanenti. E la Svizzera divenne meta di emigrazione grazie anche al traforo del Gottardo. E lì nella relazione è molto interessante la storia di una famiglia di originari Cison e Rolle, si chiama Darby, il cognome, che finirà poi per operare in Svizzera in lavori stradali anche a fine Ottocento. La relazione illustra con dovizia in particolare la vicenda di questa famiglia, particolarmente collegata
anche a una famiglia svizzera e tedesca, e fino a trovare il suo successivo ritorno in Valmarino. La famiglia alla fine rientra nel Novecento. Andiamo all'ultima relazione, quella di Massimo della Giustina, con il suo, già il titolo è molto complesso, i comuni censuari di Fadalto, Longhere e Serravalle negli atti preparatori della levata catastale austriaca 1826-1827. Cosa significa? È una lettura sullo stato, davvero, cioè, da documenti preparatori per un censimento si ricavano, e questo fa sì che veramente i documenti storici stanno nelle pieghe di qualsiasi tipo di produzione amministrativa, e praticamente lo stato miserevole delle popolazioni e delle infrastrutture di quelle zone, in particolare Fadalto e Longhere. Risultano con asciutta analisi nei riscontri per la preparazione delle tabelle censuarie e fiscali dell'amministrazione austriaca. Come si sa, già durante il loro primo breve governo negli anni dopo la caduta della Repubblica, quindi tra 1798 e 1805, gli austriaci realizzarono, attraverso le triangolazioni fatte dai loro ingegneri militari, ovviamente a scopo militare, non a caso la carta si chiama Kriegskarte, cioè carta di guerra, realizzano la prima rappresentazione scientifica del territorio veneto. Era una carta militare disegnata e acquerellata a mano del cosiddetto Ducato di Venezia. E oltre alla conoscenza del territorio, dal punto di vista geografico e antropico, molto sentita in quegli anni, fu la necessità di avere a disposizione, a fini fiscali e tributari, un catasto moderno. Poi gli austriaci hanno la pausa napoleonica, ma poi ritornano e riprendono il lavoro, e lo riprendono con la base del catasto teresiano, quello dell'imperatrice d'Austria, e quindi misero tanto rimedio a tutti i difetti del sistema fiscale veneto, che era veramente un colabrodo, proponendo una perequazione dell'imposta e limitando nel possibile l'evasione fiscale. Si arrivò così alla costituzione di un catasto geometrico particellare, che poi è quello che si adopera, cioè la base di quello che si adopera tuttora, e forse allora era più preciso. La catasticazione fu preceduta negli anni 1826-27 da una capillare raccolta di informazioni, i cosiddetti atti preparatori, e qui dentro questa documentazione c'è veramente di tutto, e le informazioni fornite seguendo uno schema prestabilito, raccolte in sede locale da funzionari austriaci, riguardavano la natura del territorio, il clima, l'assetto idrico ed idraulico, la produzione agraria, l'allevamento, i boschi, le strade, i mercati, insomma tutto quanto, tutti gli aspetti della vita comune. E i tre comuni, che ricordo sono Fadalto, Longhere e Serravalle, mostrano che le condizioni degli agricoltori, in particolare Fadalto e Longhere, la situazione degli abitanti, i quali presentavano le caratteristiche malattie dovute a una scarsità e a una monotonia alimentare, priva di vitamine, e appaiono poco meno che drammatiche. Testuale: gli agricoltori sono miserabili e stentatamente vivono con obbligata parsimonia. Bellissima frase, insomma. Pochi hanno animali necessari alla coltivazione delle terre e molti sono quelli che non hanno gli rurali attrezzi per i lavori. La fisica struttura è buona, ma per la maggior parte degli agricoltori sono pellagrosi scorbutici, che non vuol dire che ti rispondevano male, ma che purtroppo avevano questa malattia drammatica che è lo scorbuto, che si curava semplicemente cambiando alimentazione, cioè non occorreva granché. La produzione agricola totale non risulta essere sufficiente ai bisogni della popolazione residente. Gli informatori censuari, con visione e argomentazioni sorprendentemente ma non troppo identiche alle attuali, parlano del problema dell'attraversamento di Serravalle e fanno un bellissimo ne traggono questo pensiero e dicono che la regia strada
non può considerarsi di vantaggio, ma anzi di assoluto e rilevante discapito per questo comune, perché era stata appena rimessa a posto e quindi prima della ricostruzione della medesima la maggior parte delle granaglie e vini che da questa provincia si trasportavano a quelle dei monti facevano scala principalmente in Serravalle, la cui popolazione, nella mancanza di sufficienti derate naturali nel comune, trovava una risorsa nel commercio. Ora, per la facilità di comunicazione transitano i negozianti del piano e dei monti con i grani acquistati o da vendersi, in modo che Serravalle non è più che testimonio dell'altrui traffico. Quindi praticamente c'è una radiografia che produce un risultato abbastanza interessante, cioè è una osservazione che dice molto più di qualche trattato. E quindi ne traiamo una considerazione importante, come anche da note censuarie burocratiche si apprendano dati importanti per la comprensione dell'economia di un intero territorio. Adesso un cenno alle ultime due cose che sono pubblicate. C'è un lavoro sempre di Oscar De Zorzi e Franco Giuseppe Gobbato, una comunicazione su un'opera poco nota degli intagliatori Pignatti di Conegliano. Cioè si tratta di un'ipotesi di studio su chi possa essere intervenuto sulla committenza data a Zuanne Pignatti di Conegliano per l'esecuzione dell'altar maggiore della chiesa parrocchiale della località di Candide, sita nel Comelico superiore, districandosi tra dati molto frammentari provenienti in via esclusiva dalla documentazione della famiglia Pignatti. Poi c'è un elenco curato da Luisa Botteon nel suo Arti e Commercio Conegliano tra 1823 e 1824, un elenco di persone che esercitavano le più diverse attività produttive e commerciali in Conegliano tra il gennaio del 23 e il giugno del 1824, che dà anche però un'idea della complessità dell'attività commerciale. Credo che in conclusione si possa dire, ovviamente la mia impressione di spettatore del convegno e di lettore degli atti, che anche questa volta il Circolo abbia saputo offrire alcuni significativi spunti di informazione, di storia, di prospettiva di ricerca sulla appunto storia del territorio montano attraverso i suoi tradizionali due piani espositivi: quello documentale, analizzato ed esposto in modo sempre comprensibile e fruibile, e quello divulgativo, che ancora a partire da un'attenta e accorta ricerca documentale riesce a esporre i contenuti e i contesti di fenomeni apparentemente più freddi e incolori, quali quelli economici e commerciali, apparentemente più freddi e incolori, a partire dal loro livello elementare, a partire cioè da coloro che li avevano vissuti e animati in prima persona. Vorrei ricordare infine che nel 2020 si terrà un nuovo convegno del Circolo, che avrà come tema una sorta di regesto di figure importanti nella storia dell'area cenedese e pedemontana, dal Piave a Livenza, insomma, come usa dirsi, e proporre una raccolta di biografie significative di personaggi importanti, noti, meno noti, dimenticati, indimenticati o da non dimenticare. Quindi vi lascio per la prossima presentazione. Vi ringrazio per la pazienza.